metto slide, lasciamo questa, e l'idea mia è di non avere slide perché dovreste guardare me e non lo schermo, perché il mio intervento sarà un intervento solo di testimonianza oggi. Diciamo che una delle cose che dovrei fare o che era ipotizzato nella scaletta dell'intervento era quella di spiegare o illustrare in modo un po' più tecnico che cos'è il club, quindi dirvi del fatto appunto che c'è questa organizzazione che abbiamo creato dove ci si iscrive, dove entrano i imprenditori, o meglio, non solo imprenditori, ma chi ha dei capitali da investire dovrebbe essere interessato a entrare per tutta questa serie di motivi che abbiamo già sentito, proprio per poi metterli e far sviluppare l'economia, in particolare del Veneto. Tutto questo porta chiaramente un volano di tipo economico, finanziario, che aiuta anche poi l'attività e l'operazione, potrebbe aiutare del risorgere in pratica del Veneto e della sua ritrasformazione in repubblica indipendente. Dovrei dirvi questo, solo che mi sembra il caso che la cosa ormai sia già abbastanza nota, soprattutto da parte dei presenti qui, perché credo che tutti abbiate sentito parlare del club, che abbiate saputo che la strategia che è nata da oltre un anno e mezzo, diciamo come seconda fase dopo le operazioni di tipo politico, quindi il referendum, la formazione del Parlamento, la fase finale di strategia sia quella dello sviluppo economico e finanziario della struttura, in particolare appunto della nuova Repubblica Veneta. Quindi dovreste tutti sapere già che questa è l'esigenza, è la necessità e lo scopo per arrivare a completare tutto il cammino dell'indipendenza. E quindi è chiaro che se tanti che sono presenti qui non stanno materialmente partecipando a questa strategia, credo sia anche inutile che io ripeta ulteriormente le cose. E per appunto chi fino ad ora non ha partecipato, non ha ritenuto di partecipare, spesso ha valutato, qualcuno so che ha anche valutato che è una strategia che non si capisce, che dove porta, se parla di schei, invece bisogna fare l'indipendenza, bisogna essere patrioti, eccetera, andiamo con i bandiere in piazza, cosa serve il schei, dove vai a finire, chi si mette in scarsea, eccetera, eccetera. Ecco, siccome che sta tutte queste cose, mese passa voglia di parlarne a chi so che dovrebbero già essere a conoscenza di. Ne parlerò eventualmente in altre sedi, come sto facendo normalmente come attività del club per i contatti con aspiranti nuovi soci. Abbiamo fatto un intervento, proprio un incontro l'altro ieri, ne ho un altro i primi giorni della prossima settimana, quindi le attività con gli imprenditori le stiamo facendo e a loro spieghiamo, illustriamo la parte tecnica, diciamo organizzativa tecnica del club, e cerchiamo anche di ispirare la parte più emozionale, più legata al valore dell'appartenenza a una organizzazione che, utilizzando un certo tipo di metodo di motore, vuole arrivare a un risultato, perché questo è il discorso. Il club non è altro che un sistema, un'organizzazione che utilizza dei motori di un certo tipo per portarci a un risultato. Io credo che anche chi
non capisce o non sa come funziona il motore, dovrebbe pensare, se gli interessa il risultato, pensare di entrare, di partecipare e di utilizzare questo sistema. Mi credo che la maggior parte della gente qua dentro, salvo che non siano tecnici proprio del ramo, non sia assolutamente profondamente ferrato di come funziona un motore diesel, un motore a benzina, i pistoni, eccetera, il ciclo 8, i cicli di funzionamento termodinamici, però per questo non è che non si compra la macchina, che non monta e che non va in giro a viaggiare. Il club è la stessa cosa. Il club è una macchina dove tu, se hai idea di fare un viaggio di un certo tipo, devi solo montare. Non devi preoccuparti di che tipo di motore c'è, di come funziona e perché funziona, perché quello lo fanno i tecnici che hanno costruito la macchina. Al massimo vai ogni tanto a farti un tagliando se serve, o meglio, e quello è l'operazione fondamentale, fai pieno, aggiungi la benzina, aggiungi quello che fa vivere quella macchina e che la fa arrivare al risultato, altrimenti ti tocca solo scendere e spingere una scatola di ferro molto pesante. Questo è il discorso. E diciamo che io ho avuto la fortuna di salire in questa macchina, diciamo fin dall'inizio della sua costruzione, anche perché diciamo io con altri facevamo parte di un gruppo che aveva cominciato a organizzarsi per un altro tipo di macchina. Poi è arrivata questa occasione, abbiamo preso questo che è arrivato prima e siamo saliti. Il bello è che sta cosa è capitata a giugno dell'altro anno, quindi parliamo di meno di un mese, di un anno, cioè 9-10 mesi, quanti sono? Una gravidanza, diciamo, non di più. Ecco. E quello che io sto vivendo oggi e che ho vissuto ieri mattina in una riunione che abbiamo fatto di un gruppo di soci del club, una riunione tecnica, diciamo, un gruppo di soci del club, in quello che io vivo e continuamente di settimana in settimana nelle riunioni, negli incontri che facciamo con gli altri, con i vari soci e anche di tipo organizzativo interno nostro per le attività, appunto, come dicevo, di coordinamento, sviluppo, contatti con gli attivisti che sul territorio si interessano di diciamo allargare i contatti con gli imprenditori. Ecco, io vedo di giorno in giorno un'evoluzione che per me era impensabile, cioè quello che era il club a diciamo ottobre, novembre, dicembre, alla fine dell'altro anno è assolutamente preistoria. Oggi siamo in un altro millennio e di questo io volevo essere il testimonial, assolutamente far capire che la valenza di appartenere e di essere in qualche modo entrato per mia fortuna investendo, perché il problema soldi è importantissimo, come è stato detto, quindi anch'io ho investito parecchi soldi, così tutti i miei soci, diciamo colleghi soci, hanno investito, stanno investendo, stanno effettivamente tirando fuori i loro soldi per far andare avanti una cosa che dovrebbe interessare a tutti e che almeno oggi, dove la possibilità di appartenenza a una organizzazione di sto genere ti può costare 10.000 euro, che è la quota minima per l'ingresso, salvo poi le altre articolazioni, ma che non vi sto a spiegare perché penso che le abbiate già lette, viste e valutate.
diciamo che io oggi trovo impensabile, impossibile che chi ha un minimo di possibilità di una cifra di sto genere e capisca e abbia l'idea di arrivare lì, non sia dentro il club. Per me questa è una cosa inconcepibile, perché, vi dico, stiamo andando avanti e l'organizzazione che siamo riusciti a fare, e dico siamo perché mi sento dentro, ed è proprio per questo senso di appartenenza a un gruppo che sta facendo delle cose dove tutto il resto sono preistoria, e veramente io non riesco neanche più a vedere le altre organizzazioni anche indipendenti. Quando leggo, sento eccetera, dico benissimo, c'è chi ancora esce dalla caverna per andare a caccia con la clava, benissimo, probabilmente arriverà all'indipendenza a forza di andare a caccia con la clava, ma non è quello. Noi siamo in una situazione completamente diversa e autonoma. Quindi vi suggerisco, per chi ancora non c'è, prima di andare via, fermarsi al banco, io sarò fuori se volete, 5 minuti, e vediamo di chiudere la questione di partecipare, perché non è possibile non esserci. Grazie.